Per i bambini l'arrivo del vero spirito natalizio ha una data precisa e luminosa, il 13 dicembre, giorno di Santa Lucia. Una tradizione che affonda le radici in secoli di storia e devozione. È sempre emozionante, non vediamo l'ora che la viva anche il nostro bambino. Il rito comincia giorni prima per l'attesa e i desideri. Centinaia di bambini si recano con i loro genitori presso la chiesa della Madonna dello Spasimo in via 20 settembre, dove una statua della Santa accoglie le loro letterine cariche di sogni e desideri. La mia Santa Lucia era bellissima, era magica, era proprio una magia, e ovviamente era inaspettata, quindi si aspettava quella notte. Non solo giocattoli, ma spesso anche pensieri e richieste di preghiere, testimoniando un legame che va oltre il consumismo. Quando ero piccola c'era molto sentita in casa mia Santa Lucia e venivo sempre a portare la letterina, infatti porto anche i miei bimbi. Adesso si aspettava di andare alla chiesina a portare la lettera e poi vabbè c'era il momento in giro per le vie di Bergamo con le varie lucine, quindi adesso lo facciamo con lui, vediamo come va. Sempre magica, andavamo a letto presto, ci mettevamo sotto le coperte, non vedevamo l'ora che arrivasse la mattina. Questa usanza è legata alla componente religiosa. Oggi, tra giostre, mercatini e l'emozione delle letterine, Santa Lucia a Bergamo continua ad essere un filo prezioso che lega i bambini alla storia, alla generosità e, soprattutto, alla magia della prima grande festa che annuncia il Natale. Mandarini e noci, portava solo quello e quindi ci si accontentava di quello che c'era. Oggi invece com'è la Santa Lucia? Sì, è bella la Santa Lucia, è bellissima perché ti porta tutto quello che gli chiedi, però non cose troppo costose. Eccoci, siamo nella chiesa parrocchiale di Santa Elisabetta in Montello. Ci fa l'onore di un saluto la sindaca di Montello, Elvira Borali. Cari concittadini e cari amici dell'Associazione Bergamaschi nel Mondo, è per me un grande onore portarvi il saluto dell'amministrazione comunale di Montello e di tutta la sua cittadinanza in questa significativa celebrazione dedicata a Santa Lucia. È una tradizione profondamente radicata nella nostra terra e nel cuore dei nostri bambini. Salutiamo con affetto tutti i bergamaschi collegati da diversi paesi d'Europa e del mondo. La distanza non spegne il legame con le proprie origini, anzi lo rende ancora più prezioso. Custodire e tramandare le nostre tradizioni significa mantenere viva la nostra identità e trasmettere alle nuove generazioni il valore delle radici, della comunità e della solidarietà. A tutti voi un sincero augurio di buona festa di Santa Lucia. E ora l'ente Bergamaschi nel Mondo, rappresentato dal presidente Carlo Personeni. Buonasera a tutti e grazie per la vostra presenza. Di solito vado a braccio, ma siccome mi dicono che ne dimentico la metà e l'altra metà la faccio troppo lunga, stavolta leggo. Siamo qui a questa messa per un momento di preghiera, di riflessione comunitaria e questa messa, ve l'è stato detto, scusate, è trasmessa anche in diretta sul nostro canale YouTube. In occasione delle festività natalizie abbiamo voluto offrire un gesto di vicinanza, di coinvolgimento con i nostri bergamaschi nel mondo, ma è anche l'opportunità per invocare la fede, la fiducia e la fortezza per affrontare con sicurezza il futuro nella strada dell'assistenza, del sostegno e dell'ascolto, che sono anche i valori del nostro ente a servizio dei nostri emigranti sparsi nei 5 continenti. A nome dell'ente Bergamaschi che ho l'onore di presiedere, a nome del Presidente onorario Professor Santo Locatelli e del CDA che in parte è presente,
Auguro a tutti voi e ai bergamaschi nel mondo auguri di cuore per un sereno Natale e un felice anno nuovo. Devo fare dei ringraziamenti doverosi. Ringrazio il sindaco Elvira Borali anche per le parole di vicinanza e i sindaci, so che ne stanno arrivando altri, e amministratori che hanno voluto onorarci della loro presenza, dimostrando in un certo senso anche il sostegno agli emigranti. Ringrazio Don Domenico Locatelli, già missionario in Svizzera, in Belgio, direttore nazionale della CEI, per l'ospitalità, ma anche per il contributo e lo stimolo dato nel preparare e pianificare questa messa. Ringrazio l'Ufficio Migranti della Diocesi di Bergamo, partner di questa serata, in particolare Giancarlo Domenghini per la fattiva collaborazione nell'organizzazione della giornata. Ringrazio i missionari che hanno voluto condividere la concelebrazione di questa messa. Monsignor Giambattista Bentoni, già missionario per una vita in Belgio, Don Federico Andreoletti, già missionario a Nizza, Don Pierluigi Carrara, già missionario a Sereni in Belgio, Don Lorenzo Frosio, già missionario in Gran Bretagna, Don Michele Lievore che ha fatto un'esperienza in Sud America, Don Luigi Usubelli, che non ho visto ma che arriverà, già missionario a Barcellona. Ringrazio i coristi che poi eseguiranno i canti e il maestro Messina. Permettetemi un saluto particolare agli ex emigranti, ne ho incontrati alcuni qui in chiesa e so che diversi sono collegati, emigranti che sono rientrati nel territorio d'origine, però io faccio un appello a molti di questi ex emigranti. Contattateci, contattate l'Associazione dell'Ente Bergamaschi nel mondo, partecipate alle nostre iniziative, non restate in disparte. Io capisco che quando eravate all'estero eravate l'emigrante e quindi eravate in un certo senso emarginati. Ora quando siete rientrati, è vero, siete lo svizzero, il francese o il belga e quindi vi autoescludete perché in un certo senso siete ancora. Non è vero, dovete avere il coraggio, la volontà di aggregarvi nei vostri territori e soprattutto se avete bisogno l'Ente Bergamaschi è a vostra disposizione. Un caro saluto e un abbraccio ai nostri emigranti che sono collegati all'estero, dall'Australia, dal Brasile, in particolare dall'Europa, perché questi operatori, oltre agli emigranti, ma i nostri presidenti di circoli, gli amministratori, collaboratori di questi circoli, noi dobbiamo un grazie riconoscente per tutto quello che fate a favore degli emigranti in tutta la vostra attività ed è fatta soltanto unicamente di volontariato. Anche noi dell'Ente Bergamaschi del Mondo siamo volontari e svolgiamo un'attività di collegamento, di tutela e di supporto ai nostri emigranti bergamaschi ma anche agli altri sparsi nel mondo. E considerate che solo quelli iscritti AIRE, anagrafi italiani residenti all'estero, legati al territorio di Bergamo, sono più di 72.000, non sono pochi. E gli emigranti a livello nazionale sono più di 6,4 milioni. Facciamo in modo di mantenere vivo il legame e le tradizioni con la terra d'origine, attraverso attività culturali, organizzazione di eventi, quando necessita, quando ci viene richiesto anche assistenza sociale. E poi stimoliamo la conoscenza e il ritorno alle radici, ma anche far valere i loro diritti che a volte vengono sviliti, trascurati o dimenticati. Infatti, da tempo noi stiamo presentando relazioni, osservazioni, richieste al mondo politico a favore dei nostri emigranti. E nello specifico cito solo 2 tematiche: lo Ius Sanguinis di quest'estate e 9 giorni fa la nuova IMU, la nuova Tari, a carico degli emigranti. Lo Ius Sanguinis
Non si può passare dall'anarchia, dove prima qualcuno ne ha abusato, e adesso dove sarà quasi impossibile riuscire a dare la doppia nazionalità a chi avrà figli nati all'estero. Quindi va rivista, va riconsiderata questa legge. Bene hanno fatto ad eliminare l'abusivismo di prima, ma non si può passare da un estremo ad un altro. Questo secondo noi dell'ente. Gli mulatari fino al 2019 avevano l'esenzione al 100% prima casa come noi qui. Dal 20 fino a fine anno sono state diverse situazioni, attualmente è in vigore un'esenzione se sono pensionati in convenzione con l'Italia. Dal 2026 è stata approvata questa legge, solo la Camera andrà al Senato, ma è machiavellica perché sono diverse barriere. E vi ho detto prima che se gli emigranti sono 6 milioni e mezzo sparsi in Italia, italiani sparsi nel mondo, iscritti AIRE, ammesso che solo un quinto di questi sia proprietario di immobili, sono più di 1 milione, sono circa 1 milione e mezzo. Bene, lo Stato andrà eventualmente ad aiutare a fare degli sconti a 100.000 proprietari, il che vuol dire l'1,50%. Questa burocrazia, queste gabelle, questa quantità di persone va allargata, perché è importante far capire che quando i nostri emigranti rientrano, perché stimolati anche non solo dalle origini, ma anche dal fatto di avere una proprietà, sono turisti e come turisti spendono e quindi creano PIL, creano posti di lavoro. E quindi è sbagliato vessarli perché questi svenderanno i loro immobili e non avremo più i collegamenti neanche con le generazioni futuri. Non è tutto negativo, nota positiva c'è, freschissima, dell'altro giorno l'avete sentita tutti. Ottimo il traguardo raggiunto dalla cucina italiana, visto che è diventata patrimonio dell'UNESCO. Ma questo mi fa venire in mente, quale ex emigrante, perché non solo a quelli che vedo in sala, ma è capitato sulle nostre spalle, che ci dicevano: italiani, spaghetti, pizza, mandolino. Beh, adesso che ce lo dicono, prima era denigrativo, adesso ce lo possono dire, ma siamo orgogliosi, spaghetti, pizza. Quindi, battuta ironica, ma credo. Chiudo dicendo che noi dell'Ente Bergamaschi riteniamo che i nostri emigranti, considerato che nei decenni passati hanno contribuito allo sviluppo socio-economico dell'Italia, con i loro investimenti, con le loro rimesse, e anzi continuano a farlo. Quando ritornano in Italia si comportano da turisti, l'ho detto prima, è vero, ma però i nostri emigranti, loro vogliono essere considerati come una parte di noi, una parte dell'Italia. Maggior considerazione va riconosciuta ai nostri emigranti. Grazie. Accompagnati dal coro Elysium, iniziamo la celebrazione eucaristica.
Buonasera a tutti. Siamo riuniti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siate pazienti fino alla venuta del Signore e la gioia che viene da Dio sia con tutti voi. E con il tuo spirito. In questo tempo di attesa, anche se il colore è roseo, quindi già la speranza, la luce sta per venire, chiediamo la gioia della salvezza e la gioia del perdono di Dio. Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Dio della gioia, che fai fiorire il deserto, riempi di gioia e di luce il tuo popolo. Sostieni con la forza creatrice del tuo amore il nostro cammino sulla via santa preparata dai profeti, perché maturando nella fede testimoniamo con la vita la carità di Cristo. E per l'intercessione gloriosa della Santa Vergine e Martire Lucia, noi che festeggiamo la sua nascita al cielo, fa che possiamo contemplare con i nostri occhi la tua gloria. Tu sei Dio e vivi e regni nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ascoltiamo la parola del Signore. Il Signore sia nel vostro cuore e sulle vostre labbra, perché possiate pronunciare bene la parola del Signore. Il profeta Isaia ha in mente quando furono liberati dall'Egitto e allora la liberazione è gioia, è festa. Ascoltiamo. Dal libro del profeta Isaia. Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa. Come fiore di narciso fiorisca, si canti con gioia e con giubilo. Le è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Samso. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: coraggio, non temete. Ecco, il nostro Dio giunge, la vendetta, la ricompensa divina, egli viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto. Ci sarà un sentiero e una strada e la chiameranno Via Santa. Su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion con giubilo. Felicità perenne splenderà sul loro capo. Gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Vieni, Signore. Vieni, Signore, a salvarci. Insieme. Vieni, Signore. Vieni, Signore, a salvarci. Il Signore rimane fedele per sempre. Rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati,
il Signore libera i prigionieri. Vieni, Signore, vieni, Signore, a salvarci. Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri. Vieni, Signore, vieni, Signore, a salvarci. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio Sion di generazione in generazione. Vieni, Signore, vieni, Signore, a salvarci. L'Apostolo Giacomo ci incoraggia innanzitutto a essere costanti, avere la pazienza dell'agricoltore che semina e poi deve aspettare il tempo della maturazione, e dice, e soprattutto fate un impegno di avvento, non parlate male degli altri. Ascoltiamo. Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Siate costanti, fratelli miei, fino alla venuta del Signore. Guardate l'agricoltore. Egli aspetta con costanza il prezioso frutto della terra, finché abbia ricevuto le prime e le ultime piogge. Siate costanti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non essere giudicati. Ecco, il giudice è alle porte. Fratelli, prendete a modello di sopportazione e di costanza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo per mezzo dei suoi discepoli, mandò a dirgli: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Gesù rispose loro: andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti resuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo, e beato è colui che non trova in me motivo di scandalo. Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento?
Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. In verità, io vi dico, fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Spesso siamo smarriti. Chi dobbiamo seguire? Chi ci fa da guida? Sei tu quello che devi venire? Sei tu che ci dai una risposta? C'ho questo problema, sei tu che me lo risolvi? No. Era in carcere Giovanni Battista, perché dà fastidio. Quante persone esiliate o sono all'estero, perché dentro gli manca il respiro, sono a rischio, sono in pericolo. Nel tempo 30-40 molti sono andati in Svizzera, rifugiati, Vantotene oppure altre parti. Perché quando si diventa in una situazione difficile, di malintesi, di sospetti, non vivi. Sei tu. Chi è che stiamo cercando? A chi ti stai affidando? Riconosci innanzitutto che anche tu sei zoppo a volte, cammini male. A volte ti accorgi perché magari nella tua famiglia c'è uno che è diventato lebbroso, cioè dipendente da qualcosa che non lo rende libero. Alcol, droga, dipendenza dall'altro, fa il servo schiavo di un altro. Sì, perché magari ti accorgi, non riesco più a vedere dove sto andando. Sei diventato cieco, abbagliato. Sì, perché se è troppo sole non riesci a guidare. Quando questo sole che adesso è basso in inverno è altro che lenti. Ti abbaglia, non riesci più a vedere. Magari ti sei messo dentro in un piacere così erotico e altro che non vedi più niente di umanità. E sei diventato cieco. Ma pensa un po', facevo bene ascoltare mia madre, i miei insegnanti, i miei educatori, e sei diventato sordo. Non senti più niente. Canti delle cantilene che non dicono più niente. Non sei più neanche capace di esprimere un bel canto come stiamo udendo e partecipando dal coro che ci sta accompagnando in questa preghiera. Sei tu che devi venire. E Gesù, non c'è bisogno di parole per sapere dov'è Dio. Dio è in mezzo a noi. E quando vedi uno che era in carcere, finalmente ha pagato il suo debito sociale, oppure gli ha dato la possibilità di scontare gli anni del carcere lavorando sotto per dei lavori socialmente utili, quello è salvato. Ecco dov'è Dio. Sì, perché quello finalmente con l'aiuto della comunità è uscito dalla droga e ha ricominciato la vita. Sta facendo fatica perché nessuno gli dà la casa in affitto perché è stato in carcere. Qualcuno si fida e gli dà è salvo. Lì è Dio. Sì, perché quello è zoppo, sta camminando un po' su e un po' giù, un po' ricade, un po' va fuori, ha bisogno di essere accompagnato, va nei centri di ascolto Caritas, no, gli dice non chiedermi soldi, non te li do, vengo con te, andiamo insieme al centro di lavoro, andiamo insieme dall'assistente sociale, ti accompagno, ti sto accompagno, lì è il Signore. Dite questo Giovanni Battista.
Il Dio è per il bene. E il bene di Dio, la sua presenza, lo scopri, lo rilevi, lo accetti quando vedi una umanità ritrovata e condivisa fra di noi. Meno male che abbiamo gli emigranti qui da noi, non solo i bergamaschi. Sindaca, ne abbiamo qui 400 qui, poi la parrocchia va anche su San Paolo, ne abbiamo 800 parrocchiani che hanno un'altra religione. Abbiamo una moschea islamica, pakistana, a 1 chilometro quella parrocchina. Abbiamo gli indù, abbiamo i sikh, e anche loro abbiamo fatto un calendario dicendo ricordati che in questo mese sono le loro feste, ma digli gli auguri, non lo sapevo, adesso lo sai. Come loro ti dicono buon Natale, a me portano i fiori, la stella di Natale, auguri Don Domenico, perché è Natale la tua festa, grazie. E io porto un bel ramo di ulivo quando finiscono il Ramadan, quando loro fanno la festa della nascita di Muhammad. Ma certo, è così che scopriamo il Signore. Guardate che Gesù non ha portato nessuno in tempio, è andato lui al tempio, perché era un buon ebreo. Ma diceva anche agli stranieri, la tua fede ti ha salvato, vai in pace. Salvata. Posso venire con te? Lascia perdere. Cosa devi fare? Ma vedo che sei buono, ti manca una cosa. Vendi quello che hai, dallo ai poveri, poi vieni dietro. No, come faccio? L'eredità di mio padre, devo qualsare un po' gli affari, devo continuare. E se ne va triste, perché era ricco. Cioè cieco, cioè sordo, pieno di sé, voleva, ma gli mancava un altro. Era ancora nella legge antica, è l'ultimo profeta, è il primo del nuovo regno del Signore più grande di Giovanni Battista, perché ha riconosciuto Gesù come Massia. Siamo qui per pregarlo, per pregare insieme a Lui. E diciamo, sia lodato Gesù Cristo. E l'ho detto un po' male, perché le conclusioni sono, sia lodato Gesù Cristo. E vedete com'è la storia. Dobbiamo uscire un po' dagli automatismi, perché quelli ci fregano un attimino. E allora diciamo il nostro credo, in piedi, e diciamo il credo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo sul solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Generato, non creato, c'è la stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo. Si è incarnato nel seno del Vergine Maria. Crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti. Amen. Sorelle e fratelli, al Padre, origine e compimento di ogni gioia, innalziamo la nostra preghiera per noi, per coloro che attendono Cristo con fede e per coloro che ancora non lo conoscono. E diciamo insieme: Dio della gioia, ascoltaci. Dio della gioia, ascoltaci. Per la Chiesa, per il Papa, i Vescovi,
i presbiteri e i diaconi, per tutti chiamati al servizio e alla testimonianza del Vangelo, della carità e della pace, noi ti preghiamo. Dio della gioia, ascoltaci. Per i popoli che ancora non conoscono il Vangelo e per noi che l'abbiamo ricevuto e desideriamo testimoniarlo con gioia, noi ti preghiamo. Dio della gioia, ascoltaci. Per le vittime della guerra e dei disastri naturali, per coloro che hanno il potere di fare scelte per la pace e per il soccorso solidale a chi è nella necessità, noi ti preghiamo. Dio della gioia, ascoltaci. Per gli emigrati, in particolare per i 22.802 lombardi partiti dall'Italia nell'ultimo anno e che non hanno ancora affondato le radici nella nuova terra di approdo, affinché possano sentire sempre attivo il legame spirituale con la madre patria e maturare la consapevolezza di contribuire alla formazione di società e culture sempre più riflesso dei multiformi doni di Dio agli uomini. Noi ti preghiamo. Dio della gioia, ascoltaci. Per coloro che animano l'ente e i circoli dei bergamaschi nel mondo, così come tutte quelle realtà che si dedicano ad accogliere, proteggere, promuovere, integrare i migranti, affinché lo spirito del Natale di chi è venuto ad abitare in mezzo a noi alimenti in loro la capacità di stimolare nelle società di accoglienza la comprensione e la valorizzazione della loro identità in un clima pacifica convivenza. Noi ti preghiamo. Dio della gioia, ascoltaci. Per i defunti, Grigoletto Anna Maria e familiari, Ruggeri Ernesto, Perletti Gianni e familiari, Poma Luigina, Quarenghi Luigi e Domenico, e per tutti i fedeli defunti perché siano accolti nel regno del Signore. Noi ti preghiamo. Dio di infinita tenerezza, che sai riaprire gli occhi ai ciechi e fai gridare di gioia la lingua dei muti, ascolta la serena invocazione della tua Chiesa. Cambia in festa il dolore degli uomini, perché assaporando nella speranza l'avvento del tuo regno, possano cantare ogni giorno della loro vita: grandi cose ha fatto il Signore per noi e ci ha colmati di gioia. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Ed ora prepariamo l'altare e anche presentiamo dei doni simbolici. Portiamo sull'altare in offerta una valigia di cartone e un giubbotto di salvataggio. Icone delle migrazioni di ieri e di oggi sappiano scalfire l'indifferenza e aprire i cuori, in particolare di chi è stato incaricato di ruoli istituzionali e decisionali. Portiamo le letterine di Santa Lucia dei bambini di Montello. Siano segno della speranza in un futuro capace di doni e felicità, soprattutto per i più piccoli. Spero che non abbiate dato del carbone ai ragazzi. Nonni, avete dato... voi siete alleati precisi del Santa Lucia. La copia dell'ultimo rapporto Italiani nel mondo, testimonianza del 20ennale sforzo di ricerca ed editoriale della Chiesa italiana, sia l'invito ad affrontare la complessa questione migratoria in modo ponderato e sapiente. Dietro ci stanno un sacco di gente che ha studiato e sono gli italiani ormai che insegnano nelle università a Losanna, a Ginevra, a Buenos Aires, a New York.
e hanno dato il contributo, grazie a Delfina Licata che è la curatrice. Il foulard del minatore e la lampada numero 665 di Lino Rota, qui presente 96enne, non sia dimenticato il lavoro degli italiani all'estero, in particolare quando caratterizzato dal sacrificio di vite umane, come in occasione della catastrofe di Marcinelle, di cui ci apprestiamo a vivere nel 2026 il 70° anniversario. Lei è la moglie di Lino. Lino, fatto vedere, fai così la manina, dai. È lui, E hanno creato una specie di grotta di miniera lì a Nembro e quest'anno hanno inaugurato la baracca dei minatori italiani. E io quando ero là, i primi nel 1930 la chiamavano le village negro, perché c'era sul catrame, no? Per conservare dall'acqua. Grazie di questa testimonianza. Ce la date così non ve la diamo più. No, lo so. Il gagliardetto dell'ente Bergamaschi nel mondo è una loro copia del dizionario italiano bergamasco. Sappiano sempre orientare la comunità bergamasca a dire bene delle migrazioni in uscita e in entrata. Grazie Santo, lui è proprio il mitico che ha fondato per anni, grazie di quello che hai fatto finora. Bravo. Guardate ancora il bergamasco, guardate che dizionari, che vocabolari. Mamma mia, io non parlo perché sono dell'isola, c'ho lo Z, pighezzote, altre cose, e mi prendete in giro, però è bello la nostra lingua, eccola qua, grazie. E allora, accompagnati dal canto, facciamo l'offertorio.
nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, lode e gloria come per i beni nostri e di tutta la tua santa Chiesa. Sempre si rinnovi, o Signore, l'offerta di questo sacrificio che ora la tua Chiesa ti offre, e per il lieto annuncio del Vangelo possiamo scoprire la tua potenza e la tua salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto renderti grazie, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo e ti benediciamo, ti glorifichiamo per il mistero della Vergine Madre. Dall'antico avversario venne la rovina, dal grembo virginale della figlia di Sion è germinato colui che ci nutre con il pane degli angeli, e sono scaturite per tutto il genere umano la salvezza e la pace. La grazia che Eva ci tolse ci è ridonata in Maria. È in lei madre di tutti gli uomini, la maternità redenta dal peccato e dalla morte si apre al dono della vita nuova. Dove abbondò la colpa, sovrabbondò la tua misericordia in Cristo nostro Salvatore. E noi, nell'attesa della sua venuta, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo l'inno della tua lode. Santo sei tu, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica, consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli nella notte in cui veniva tradito prese il pane, ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Signor mio e Dio mio. Signor mio e Dio mio. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Signor mio e Dio mio. Signor mio e Dio mio. È mistero della fede. Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo questo calice, annunciamo la tua morte, Signore,
nell'attesa della tua venuta. Celebrandogli al ricordo vivo della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i martiri, Santa Lucia, Santa Elisabetta, patrona di questa parrocchia, e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore il tuo popolo in cammino sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i Vescovi, i sacerdoti, i diaconi, tutto il popolo che tu hai amato e redento. Ascolta la preghiera della tua famiglia nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunte e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme e godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio dona al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Siamo vicini alla comunione e allora ci sentiamo ancora vicini a questo Dio che riconosciamo anche nel pane, che noi diciamo è il corpo del Signore. E ancora con unica fede osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concede la pace ai nostri giorni, che l'aiuto e la voce dei profeti ci scuotano il cuore, perché possiamo convertirci e costruire giorno per giorno la pace, la benevolenza, il perdono, la riconciliazione. Lo chiediamo a te che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia con voi e con tutti i nostri amici bergamaschi, emigranti e immigrati che possono vivere in pace. Scambiamoci un segno di pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati noi, che riconosciamo Gesù. Sei tu che devi venire. Guarda, ciechi vedono, storpi camminano.
e i cristiani fanno la comunione. Non tutti. Beati noi, invitati alla cena dell'agnello. O Signore nostro, devi partecipare ma digli soltanto e io sarò salvato. Il corpo di Cristo ci custodisca per la vita eterna.
Ringraziamo il Signore per il bene che ci mostra e per l'Eucaristia che abbiamo ricevuto. Preghiamo. Imploriamo, Signore, la tua misericordia. La forza divina di questo sacramento ci purifichi dal peccato, ci prepari alle feste ormai vicine, sia di benedizione ai nostri bergamaschi che amiamo tanto, perché abbiano anche loro un Natale festoso. Proteggi quanto è in cammino, è emigrante, in cerca di sicurezza e di pace. Sii la loro forza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Adesso il coro Elysium si presenta qui davanti, quindi vedete che non è una intelligenza artificiale che ha cantato, ma sono uomini e donne. Sedetevi pure, che continuano a proporci un dono, un regalo di tante arie belle. Non durerà molto, però ci regalano, e quindi li invito a venire qui davanti insieme anche alla pianista e ai suonatori di violino. Poi vi do la benedizione al fine, quindi se volete la benedizione dovete aspettare alla fine. Andate, state in pace. Gloria
bambini amici, un saluto l'arrivo del affettuoso a vero tutti voi, spirito. riuniti oggi per questa messa del 13 dicembre. E un carissimo abbraccio anche a Carlo Personeni, instancabile bergamasco nel mondo. Mi dispiace molto non poter essere presente di persona oggi con voi, ma ci tenevo a mandarvi questo breve messaggio per farvi sentire la mia vicinanza e il mio ringraziamento. In questi anni, come parlamentare eletto all'estero, ho cercato di portare a Roma la voce degli emigrati, delle loro famiglie, delle nostre comunità nel mondo. Le recenti misure su IMU e Tari vanno proprio in questa direzione. Sono un primo passo concreto per riconoscere il valore di chi ha mantenuto una casa, un legame, un pezzo di cuore nei nostri comuni in Italia. So bene che non è tutto risolto, che restano limiti e problemi da affrontare, ma per la prima volta dopo tanti anni si è toccato davvero questo tema e io continuerò a lavorare perché la platea venga allargata e perché il turismo di ritorno, le nostre radici, le nostre case di famiglia siano sempre più considerate una ricchezza per il nostro paese. Vi ringrazio per ciò che fate ogni giorno per tenere viva l'italianità, la nostra lingua, le nostre tradizioni e il nostro grande e amato paese all'estero. Vi riporto idealmente con me in Parlamento e vi assicuro che la vostra voce continuerà ad essere ascoltata. Buona messa, buone feste a tutti voi e alle vostre famiglie e spero di potervi incontrare presto di persona. Un caro saluto. Siamo qua a Lucerna, i nostri mercatini che tutti gli anni chiamano molta gente. È una bella cosa, anche stamattina ci sono molti italiani che vengono a vedere. Qui siamo vicino alla chiesa dei francescani, molto bello, veramente molto bello, molta gente. E noi bergamaschi di Lucerna siamo fieri che anche voi dall'Italia venite qua a farci visita. Guardate, guardate. Io che sono da quasi 50 anni che sono qua, è sempre un piacere vedere questi mercatini di Natale. Io vi auguro un buon Natale da tutti noi del Circolo Bergamasco di Lucerna. E buone feste, arrivederci e buone feste.
Que Noël et l'an neuf soit l'occasion pour nous de vous présenter nos vœux, simples et chaleureux. Paix, sérénité, famille et santé sont nos préférés. Sans oublier ceux et celles qui ont créé et œuvré pendant de nombreuses années au sein des divers circoli afin de garder ce lien si précieux avec Bergamo. Nous remercions l'ente qui continue à trouver des solutions pour assurer notre pérennité. Buon Natale, felice anno nuovo, viva Bergamo, viva i circoli!
Buongiorno a tutti e specialmente all'ente bergamasca. Io vi parlo da Parigi, sono francese ma di origine italiana bergamasca. Tutta la mia famiglia, i miei nonni e zii, quasi tutti sono venuti a Parigi negli anni 40, nel dopoguerra. Sono stata felice di seguire i corsi di bergamasco. Lo parlo poco, allora non posso fare questa video in bergamasco, però lo capisco abbastanza bene perché la mia famiglia nelle feste parlavano tutti bergamasco e quando venivo tutti gli anni d'estate a Bergamo e specialmente a Zandobio, a Lovere e a Villa di Serio, parlavano tutti tra loro bergamasco e allora sono stata obbligata di capirlo, però non lo parlo e per quello che sono felice di seguire questi corsi. Vi auguro a tutti una buona festa di Natale e vi dico a presto e grazie per l'iniziativa. Ciao. Il santo nome di Dio
Il 2025 è stato un anno pieno di difficoltà, ma guardando indietro dobbiamo essere grati per la fortuna che ci hanno permesso di superare con fede i giorni più difficili. In questo senso, il Circolo dei Bergamaschi di Botoverà augura un felice e benedetto Natale e un prospero 2026 a tutti i bergamaschi nel mondo.
Buonasera a tutti, sono Gianni Turelli, presidente del Circolo di Losanna. Approfitto dell'occasione in questa messa per i bergamaschi nel mondo dedicata a Santa Lucia per augurare a tutti, a voi, serenità, pace e salute. Buona Santa Lucia e buone feste. Auguri anche ai nostri circoli sparsi nel mondo perché possano continuare a esistere e far conoscere Bergamo del mondo. Ancora tanti saluti. Arrivederci. questa splendida piazza della città di Lugano, la piazza della Riforma, il nostro circolo del Cantone Ticino augura all'ente e a tutti i bergamaschi che sono nel mondo tantissimi auguri di feste natalizie e auguriamo anche un 2026 ricco e pieno di soddisfazioni. Intanto vi mando un abbraccio e un saluto fortissimo. Ciao!
Quella di Santa Lucia è una ricorrenza particolarmente vissuta a Bergamo e direi sentita ancora di più per chi per svariati motivi vive all'estero, lontano da Bergamo. E proprio per questo manteniamo viva questa tradizione, per sentirci meno lontani da casa. E poi tutto sommato con i mezzi di oggi per Santa Lucia è un gioco da ragazzi, direi anche un giochetto da bimbi, dire al suo asinello di prenderla un po' più larga e fare un salto a 1000 km di distanza o ancora di più per portare i suoi doni a quelle comunità dell'ente bergamaschi oltreoceano come a Botuverà in Brasile o a Toronto in Canada o addirittura a Perth in Australia. Quella di Santa Lucia è una ricorrenza di festa, di gioia, sì, di festa e di gioia per i bimbi, ma non solo, perché coinvolge tutta la famiglia. Si comincia prima, tanto prima, con le raccomandazioni ad essere obbedienti a casa, impegnati a scuola, e poi a scrivere la letterina di Santa Lucia con i buoni propositi e il lungo elenco di regali richiesti alla Santa. E poi i preparativi con lo scarpone pieno di paglia e con la carota per l'asinello di Santa Lucia. E poi a letto presto, ad ascoltare il suono del campanello, del carretto e così, approfittando di festeggiamenti dei 15 anni di attività del nostro circolo, Santa Lucia ha portato qualche giorno prima i suoi doni. Cara la mia Santa, mai come oggi abbiamo proprio bisogno di un bel regalone, la pace. E allora, cari bergamaschi, ovunque voi siate, vi mando un forte abbraccio da parte dei bergamaschi di Bruxelles e che il 2026 sia davvero un buon anno, carico di tanta sospirata serenità. Grazie Ente Bergamaschi nel Mondo, auguri Bergamo dal Circolo di Bruxelles e dal Centro di Ricerca di LCM. E a presto, arriviamo! Auguri di buon Natale dai Bergamaschi di Bruxelles! Guardate l'ultimo dono che ci fa Natale e ringraziamo i turisti, voi che avete ascoltato, poi vi do la benedizione finale e poi vi invito, lì fuori c'è l'oratorio per un rinfresco abbondante per tutti, non solo per voi, se no dovete fare il pacchettino, non è buono, li mangiamo insieme con voi. Grazie mille maestro, grazie presidente dell'Ente Bergamaschi nel Mondo Personeni e grazie di nuovo a tutti e buon anno.
segnare nelle braccia di Maria questa nostra serata, questa preghiera e anche questo ascolto e simpatia dei nostri amici. Maria, compagna dei migranti e regina della pace, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Santa Lucia Vergine e Madre, martire più che martire, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Invito i miei confratelli, Don Lorenzo, Don Gigi, Don Battista, Don Giubelli, e insieme 5, è una benedizione per 5 doppie. Il Signore sia con voi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Abbiamo tirato giusto in orario per prendere qualcosa da mangiare all'oratorio e andate in pace. Buona serata a tutti. È Natale, si accendono e brillano gli alberi di Natale, si accende la magia e la luce del Santo Natale. Che questa luce non conosca confini e illumini la mente e il cammino di tutti, che la speranza diventi il nostro linguaggio comune e la pace non resti un sogno, ma un dono prezioso da custodire insieme. In questo Natale impariamo a guardare l'altro con gli occhi nuovi e a stringere le mani che non conoscevamo, a credere che il 2026 sia l'alba di un tempo migliore. Auguri di serene festività a voi tutti, alle vostre famiglie, ai vostri amici, senza dimenticare i più poveri e i più bisognosi. Salute, prosperità e speranza vi accompagnino durante il nuovo anno. Auguri di cuore dagli alpini di Zurigo. Il rapporto Italiani nel mondo della Fondazione Migrantes nacque nel 2006, quando gli iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero erano circa 3 milioni. Adesso sono più del doppio, 6 milioni e 412 mila. Questo vuol dire che su 100 cittadini italiani, 12 vivono fuori dai confini nazionali. Il rapporto vide insomma per tempo che non ci si trovava di fronte a una coda delle migrazioni novecentesche, ma a un fenomeno nuovo per le sue dimensioni e diverso per la sua qualità. La seconda ragione è che parlando degli italiani nel mondo e raccontandoli come nessuno in epoca recente ha saputo fare, il rapporto ci ha in realtà parlato dell'Italia. Ci ha fatto capire che l'emigrazione non è solo un problema individuale o familiare, ma un sintomo di squilibri profondi. Dietro ogni comune che si svuota c'è una politica pubblica che non ha funzionato. Dietro ogni giovane che parte c'è un sistema educativo, produttivo e sociale che non ha saputo accoglierlo. Aggiornando ogni anno i dati e rinnovando le testimonianze, gli autori del rapporto ci spiegano perché gli italiani all'estero rappresentano anche una straordinaria risorsa per il Paese sotto diversi profili, sul piano culturale, sul piano economico, sul piano politico, sul piano diplomatico. Nelle prime edizioni il focus è sulla storia delle emigrazioni e sul profilo delle comunità italiane nel mondo, dove va crescendo la quota di chi all'estero è nato e che oggi rappresenta il 41% degli iscritti all'AIRE. Ma il 2008 è l'anno della grande recessione e le edizioni degli anni successivi ne analizzano l'impatto. Nel 2013 il rapporto si apre al coinvolgimento sempre più numeroso di autori e redattori che vivono all'estero e dunque di università, centri di ricerca, redazioni giornalistiche, associazioni e istituzioni transnazionali. In quei mesi c'è la tragedia dei 366 migranti annegati al largo di Lampedusa
e i capitoli sull'immigrazione approfondiscono le ragioni di quella catastrofe umanitaria. Nel frattempo l'apparato statistico del rapporto si arricchisce. Ai dati nazionali dell'AIRE si uniscono quelli della Farnesina, dell'Istat, dell'INPS, oltre che di varie fonti internazionali. A partire dal 2017 cresce l'attenzione per un fenomeno sempre più rilevante, cioè l'aumento dell'emigrazione delle donne. Oggi il 48,3% degli iscritti all'AIRE è donna, non necessariamente al seguito della famiglia, visto che celibi e nubili sono quasi il 60% degli iscritti. Pagine importanti anche per orientare i decisori pubblici sono quelle che il rapporto ha dedicato ai rimpatri e ai modi per incentivarli. Nel 2020, l'anno del Covid, il rapporto giunge alla sua 15ª edizione e nonostante le difficoltà dovute alla pandemia e al lockdown che ha determinato le chiusure di archivi, biblioteche e accademie, 46 studiosi raccolgono la sfida consegnando i loro saggi. Nell'anno successivo il rapporto ci racconta come l'epidemia abbia influenzato la mobilità italiana. È uno straordinario reportage da 5 continenti che nessun giornale si sarebbe potuto permettere. Le ultime edizioni del rapporto si misurano con fenomeni fino a qualche anno fa impensabili. Il sorpasso delle partenze rispetto agli arrivi, 1.644.000 espatri a fronte di 826.000 rimpatri, con un saldo migratorio negativo di 817.000 cittadini. Il sorpasso dei cittadini italiani iscritti all'AIRE rispetto agli stranieri regolarmente residenti in Italia. La mobilità internazionale molto vivace e strutturalmente sbilanciata verso l'estero di regioni come il Trentino Alto Adige, il Veneto o la Lombardia. Le diverse edizioni del rapporto ci raccontano anche come il flusso di cittadini italiani verso l'estero si sia progressivamente ringiovanito fino a concentrarsi nella fascia d'età 25-34 anni. Come a dire che la mobilità internazionale è diventata un tassello ordinario dei percorsi di avvio carriera. Spesso si parte per consolidare competenze e reti che in Italia faticano a valorizzarsi con la stessa velocità. Letto in questa prospettiva, l'estero è qualcosa di molto più articolato di una frettolosa fuga. Esso diventa un'opportunità di crescita personale, formativa, professionale, che non ha nulla di eccezionale. Fa parte di un percorso generazionale diffuso tra i giovani europei e più in generale tra coloro che abitano lo spazio globale contemporaneo. Un contesto meticciato e interdipendente in cui la costruzione delle relazioni, delle competenze e delle identità avviene dentro reti transnazionali e spazi digitali ormai interiorizzati. Il titolo di studio può quindi sicuramente condizionare e determinare il settore lavorativo nel quale la persona si inserisce e il livello retributivo, ma non qualifica affatto il valore di quella persona nel mondo. Negli ultimi tempi, approfondimenti importanti sono stati dedicati ai diritti di cittadinanza, tema caro a molti connazionali che abitano oltre confine, ma tema vitale anche per molte persone che sono nate, vivono, studiano e lavorano in Italia. Così il rapporto torna di nuovo a ricordarci che i diritti dell'umanità sono indivisibili.